Viaggio nel gusto è il titolo che la Confartigianato Imprese Veneto insieme a Vivo Venezia hanno dato al loro progetto Smart Box, un cofanetto per 2 persone che porterà un elenco di esperienze in aziende artigiane del Veneto da poter degustare nell'arco di un anno dal momento dell'acquisto. È un progetto innovativo perché si usa internet, si usa la tecnologia degli smart box e il fatto di poter arrivare verso le persone con delle esperienze che non si potrebbero fare se non passando davanti a quella bottega per caso o perché la si è sentita nominare in qualche rivista. È un metodo diverso per promuovere un territorio, le sue aziende, i laboratori, ma soprattutto le persone, perché la differenza dalle smart box che si possono trovare nel mercato, queste offrono non solo prodotti artigianali di qualità, ma anche esperienze in azienda. Il turismo esperienziale è in grande crescita e la Confartigianato Imprese Veneto e i suoi artigiani dell'alimentazione vogliono intercettare questa nuova opportunità. Siamo già a 22-23 imprese aderenti e per Natale le smart box saranno sul mercato. Il progetto Cofanetto Viaggio nel Gusto propone a chi lo comprerà o chi lo regala un'esperienza di degustazione per 2, perché il cibo è sempre spesso meglio viverlo in 2, di visita in azienda e di degustazione, quindi non è soltanto il mangiare ma capire cosa c'è dietro un prodotto, il suo valore, perché alla fine la nostra salute dipende di quello che mangiamo, e attraverso la visita è veramente capire il territorio veneto, perché si va ad incontrare degli artigiani che si tramandano di generazione in generazione il saper fare di quello che fanno, l'amore di quello che fanno, ed è quindi un viaggio a tutti i sensi. In più all'interno del cofanetto ci sono dei consigli per vivere il territorio, quindi lo stesso artigiano ci racconta un po' le cose da abbinare, in modo che si passa una giornata intera di scoperta del territorio e non è soltanto un'ora di esperienza, ecco. Pensate di uscire già per Natale, poco prima di Natale, così potrebbe essere un regalo un po' originale. Ci sono già più di una ventina di imprese coinvolte e di quasi tutti i territori del Veneto. Si ha così l'impressione però che le smart box sono ormai una consuetudine per i viaggi e tante cose, però queste esperienze sono un po' diverse. Sì, allora, la Smartbox è il formato che permette, che dà flessibilità nell'utilizzo, che è valido un anno, e per regalarlo. Cos'è completamente diverso? Non è una sola degustazione, dicevo, è proprio entrare nell'azienda. Abbiamo selezionato, la combinazione con Confartigianato Vivo Venezia permette di selezionare attività artigianali di qualità, anche sostenibile, che danno un'importanza al prodotto, ma anche noi dalla nostra parte vedere se effettivamente è un'esperienza turistica o di valutare la parte esperienziale, quindi conosciamo tutte le aziende e sono state scelte con cura per questo motivo. Nel secondo step del progetto andremo a creare dei weekend e quindi anche degli itinerari che non coinvolgono soltanto una smart box, ma che vanno a lavorare anche sul turismo in senso un po' più lato. Se qualcuno volesse comprarli e se invece qualche azienda vuole aderire, cosa devono fare? Allora, devono contattare la Confartigianato o Vivo Venezia, entrambi, e poi possono aderire assolutamente. Li andremo a visitare, perché la cosa importante è visitiamo tutte le aziende. E l'altra cosa da sottolineare, c'è un'iniziativa di co-marketing, quindi le stesse aziende cominciano a promuoversi tra di loro e diventa qualcosa di virtuoso. Quindi c'è in formato digitale online, uno compra direttamente online, ma se no si può anche ritirare presso le Confartigianato o anche Vivo Venezia, quindi 2 formati.